Ma come tutte le cose, anche questa è nata casualmente. Abbiamo avuto diversi anni fa una visita ispettiva da parte ancora della Fiat Ferroviaria, dove ci hanno dato fiducia e abbiamo iniziato a costruire e a costruire anche le nostre esperienze con loro a braccetto e portare avanti, unire le nostre scrivanie e per arrivare a dei risultati, direi, il mercato lo dice, molto soddisfacenti, tanto che hanno portato la Multirei a lavorare esclusivamente nel ferroviario, partendo dai primi pendolini fino agli ITR Frecciarossa o ai treni innovativi come stiamo costruendo adesso per altri mercati stranieri. Noi attualmente in Italia siamo gli unici costruttori su questo segmento e quello che ci premia su questo percorso è soprattutto l'affidabilità dei materiali, delle esperienze. È un qualcosa che se io mi presento adesso e dico guarda che io sono capace di fare le strutture che ti servono, hanno qualche dubbio, perché se non hai uno storico dove è convalidato con le esperienze sul campo non vieni accettato. E il nostro business è soprattutto nel catering ferroviario destinato alle linee che possono essere dalle caffetterie, bistrò, dalle vending, dalle cucine, e tutta quella gamma e quel percorso che ci porta a dei risultati direi molto soddisfacenti, insomma, pronti anche per le nuove sfide che il mercato lo richiede continuamente. La sfida anche per i giovani diventa importante, secondo me, cogliere anche questi punti, queste opportunità che ci sono, senza andare tanto lontano, ma rendersi conto che una volta acquisito e quando ci si crede su quello che è, naturalmente bisogna capirlo, avere l'umiltà di seguirlo, di capire le varie problematiche, di accettare di andare a sporcarsi le mani per poi entrare gradatamente e dare del suo, che comunque il territorio è propenso, è strutturato per darti questi supporti e ci sono le opportunità per farlo, ma molto importanti. Perché stiamo lavorando con i più grossi costruttori di treni a livello mondiale, anche se lavoriamo la gran parte per il mercato europeo. Abbiamo lavorato anche con la Hyundai coreana, che ha una divisione ferroviaria, però ci coinvolgono fin dall'inizio, cioè in una fase progettuale i design ci portano a sviluppare, ad analizzare le fattibilità se ci sono e a portare delle migliorie. La nostra struttura, la nostra battaglia più grande è quella che comunque abbiamo le armi abbastanza affilate, in quanto siamo convinti, conosciamo il nostro prodotto e con facilità ci portiamo a fare proposte nuove in base alle problematiche che loro ci presentano, che poi ascoltiamo, sviluppiamo, però andiamo a proporre qualcosa di nuovo e siamo riconosciuti da questo punto di vista, e questo diventa una forza molto vincente, perché insomma abbiamo un bel ritorno a livello di costruttori e anche dei gestori e dei proprietari del catering, insomma. Anche perché il mercato comunque è in evoluzione, c'è la grande distribuzione che sta entrando nella gestione dei catering, quindi tutto questo comporta una preparazione di apparecchiature e di risposte abbastanza immediate. Io credo che bisogna guardare sempre avanti da un certo punto di vista, perché l'evoluzione è, una volta si andava a pranzo sui treni, adesso si va sull'Orient Express o su qualche treno notte, ma più che altro a livello di snack bar o ti porti via il panino o ti portano il vassoio in prima classe, ma diciamo puntiamo. Volevo solo dire che nonostante tutto che noi lavoriamo nella zona catering, però per treni alta velocità, c'è una affidabilità che abbiamo costruito nel tempo anche dei nostri prodotti, che sono soggetti a uno stress continuo. Abbiamo delle normative molto molto rigide da rispettare e riusciamo comunque a portare delle qualità ottime, direi, insomma, almeno questo lo riconosce il mercato, insomma.
Ma il sogno, noi stiamo lavorando su treni innovativi. Il sogno che sarebbe a livello così, io l'avrei in due sensi, forse un po' egoista anche la cosa, nel senso che mi piacerebbe salire sul Settebello, a mettere qualche prodotto anche là perché lo stanno ristrutturando, però il desiderio più forte sarebbe quello di riuscire a mettere un componente, siamo stati noi veneti, siamo sui treni nuovi, quelli a cellula che raggiungono, parlano che anche l'Italia dovrebbe fare Milano-Roma, però è il futuro questo che non si sa se viene o non viene fuori. Poi uno che sta sul treno mezz'ora non mangia un panino riscaldato nelle apparecchiature da multirei, però non si sa, non è detto.